Buonasera a tutti, io sono Maria Emma Gobbi e sono qui per intanto ringraziare voi tutti della vostra presenza, che mi fa molto piacere, gli amici che sono venuti a trovarmi, che mi sostengono e anche voi spettatori che sicuramente amate l'arte come io e spero di farvi capire che io cerco sempre di creare qualcosa di nuovo. A volte mi dicono che spazio troppo e non ho un filo conduttore tutto mio, però è un modo anche mio per cercare di fare sempre qualcosa di nuovo e sorprendere un po' con queste novità. Questa ad esempio è una tecnica particolare inventata da me. Si tratta di un connubio di ricamo e pittura. Di solito le donne che amano ricamare sicuramente apprezzeranno questa cosa innovativa. Perché? Perché io naturalmente da un tessuto ignifugo, quindi è importante, ho cercato di togliere i fili, però ad esempio nel, nel creare l'opera succede anche che sembra semplice ma non lo è. Questi fili si snodavano, non era semplice fare un punto a giorno normale, questo non è un punto a giorno normale, è un po' inventato da me perché i fili scorrevano giù e quindi ho cercato di creare quel sistema per bloccare i fili in modo da tenere questo tessuto, perché è un tessuto ignifico, un tessuto serio, ecco, e quindi ho creato poi gessato, preparato la base per dipingere e dopo ho dipinto il cataio, però anche questo è un po' particolare perché è vero, è figurativo, però è anche un po' idilliaco, cioè un qualcosa che così bianco, così non è, la realtà è bello il cataio, però questa è una mia interpretazione di questo che state vedendo, insomma.